E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Il titolo della pillola di stasera potrebbe essere Breve storia triste, ed è la breve storia triste di un tristissimo mainstream giornalistico, intellettuale, che per qualche ora oggi ha provato a venderci un ministro Crosetto col barbone, il turbante, e improvvisamente spalla degli ayatollah o di Khamenei Junior o di chi diavolo comanda oggi in Iran, ammesso e non concesso che oggi in Iran ci sia un centro di comando univoco. Il grimaldello di questa narrazione radicalmente contraffatta è stata l'intervista che ha dato Crosetto stamattina al Corriere della Sera. Ora, non è che qui siamo dei fan acritici del ministro Crosetto, in passato l'abbiamo anche criticato su alcuni snodi, ne riconosciamo le oggettive competenze, ne riconosciamo le, diciamo, altrettanto oggettive impuntature caratteriali, però il tarocco che hanno provato a mettere in scena di un ministro Crosetto improvvisamente fiero avversario degli Stati Uniti d'America era troppo anche per loro. Qual è stato il pretesto? È l'allarme inquietante ma purtroppo fondato, assistendo alla storia che si fa mentre parliamo, che appunto al Corriere ha lanciato Crosetto sulla follia atomica che torna tema ingombente, come forse solo nei periodi più di crisi, più in bilico sull'apocalisse della guerra fredda. Ha appunto evocato e criticato ovviamente questa nuova follia atomica che ingombe sul mondo, non abbiamo imparato nulla da Hiroshima e via dicendo. E cosa succede? Succede che per ore si vende questa confessione, diciamo anche più che istituzionale, no? Dell'uomo, oltre che del ministro Crosetto, come un atto di sconfessione, presa di distanza, critica feroce dell'operato dell'amministrazione Trump e dell'operazione militare in Iran, in cui l'Italia ovviamente giustamente non è coinvolta, come poi Crosetto ha ribadito in aula nella sua comunicazione, ma questa è tutt'altra cosa. Eh sì, perché cosa ha detto in aula Crosetto? Ha fatto capire a chi pensava, a cosa pensava, quali scenari rendono nuova questa follia atomica potenzialmente ingombente su tutti noi. La mia dichiarazione fatta a Corriere della Sera era proprio sulla follia del mondo che si sta facendo di nuovo una guerra verso l'atomica. Pensavamo di essere usciti dopo gli accordi tra Stati Uniti e Russia. Dobbiamo riprendere in mano quell'agenda perché al mondo nessuno pensi che si possano risolvere i conflitti con l'atomica. La mia preoccupazione è quelli che inseguono per averla, cioè non quelli che ce l'hanno ora, se l'italiano ha un senso. La mia preoccupazione è per quelli che inseguono per averla. E di lì a poco cita il regime teocratico, totalitario, antisemita degli ayatollah, che ha fatto della rincorsa all'atomica la sua ragion d'essere fin dal 79, per dare corpo alle sue parole d'ordine fin dal 79, che sono morte all'America, morte a Israele. Se possibile è stato fin più chiaro sui suoi social, visto che Crosetto è stato strumentalizzato anche dall'ambasciata iraniana, che ha ripreso l'evocazione di Hiroshima della follia atomica vendendola come posizione anti-americana. Crosetto ha risposto sotto la pagina social dell'ambasciata iraniana come segue: la follia senza limiti è quella di chi massacra decine di migliaia di ragazzi che chiedono solo la libertà di vivere. È la ricerca di un ordigno atomico per poterlo usare contro il nemico di sempre, Israele. È armare gruppi terroristici in ogni parte dell'Oriente e dell'Occidente e programmare stragi come quella del 7 ottobre. È considerare nemici tutti quelli che hanno un'altra cultura e attaccare nazioni arabe vicine solo per scatenare una crisi atomica. Questa è follia. La follia è la vostra, la follia è quella degli ayatollah,
totalitari, teocratici, che danzano sull'Apocalisse, che hanno sempre, costantemente inseguito l'obiettivo nucleare, portato a spasso Barack Obama, portato a spasso fior di amministrazioni americane, fior di anime belle, fino ad arrivare vicinissimi ad avere uranio per più di 10 testate nucleari, parole dei loro negoziatori a Ginevra, non mie adesso. Che ha sempre, da quando è nata, costruito, espanso una piovra terroristica, che è quella che ha riassunto Crosetto, che era Hezbollah in Libano, che era Hamas, che è stata anche la mano assassina del 7 ottobre, che però non poteva agire senza la testa della piovra, leggi Teheran, gli Houthi che ancora adesso stanno intervenendo in Mar Rosso per minare anche quella zona di navigazione. La follia è quella dell'entità terrorista islamista che è la Repubblica Islamica dell'Iran, dice chiaramente Crosetto. A questo pensavo, evocando scenari da fine di mondo che nessuno di noi si augura. Tutto questo convive col fatto ribadito da Crosetto che l'Italia non è in guerra, non può essere in guerra, rispetterà gli accordi con gli Stati Uniti e della NATO nella loro cornice tecnico-legale. Per intenderci, Sigonella si dà quando rientra in questa cornice, non si dà quando non lo rientra. Ma il Crosetto con il barbone, il turbante, come dire, esponente della gerarchia sciita dell'Iran, anche no, è durato poche ore, poi il ministro medesimo li ha consegnati al destino che meritano tutti i commentatori che avevano provato a strumentalizzarlo, quello del ridicolo. Grazie a tutti, a domattina.